Sì, devo dire che Stagione Stellare è un titolo assolutamente corretto. Io riprendo le parole, oggi è stata una conferenza stampa bellissima, riprendo le parole del presidente Zaia e del presidente Beltotto del Teatro Stabile, che hanno parlato di un nuovo rinascimento che tra l'altro cade in quest'anno dei 150 anni anche della rinascita del teatro, perché l'anno 150 anni fa è stato distrutto a causa di un incendio e poi è stato rifondato. Io poi parlo agli spettatori, quindi parlo a voi, al pubblico, e vi invito a guardare il nuovo cartellone del teatro, perché le date sono bellissime. Tra l'altro devo dire veramente complimenti anche al direttore e alla programmazione, perché si passa dall'opera agli appuntamenti di balletto internazionale al Nino Frassica, quindi ci sarà anche da ridere, e tanti altri appuntamenti stanno arrivando, perché ricordo che per i 150 anni del teatro ci sarà una grande novità, un concerto con ospiti internazionali, e non svelo troppo, quindi continuate a seguire Sgaialand, e bisogna ancora ultimare, quindi è stato fatto un po' tutto in corsa per presentare la stagione, ma è ancora tutto da farsi per la stagione concertistica, quindi anche quella sarà molto importante. Una cosa che poi mi piace sottolineare è che grazie all'entrata nella rete del Teatro Stabile vuol dire che anche a livello nazionale e internazionale Treviso, con il suo meraviglioso teatro, avrà un peso nella produzione, perché quest'anno col Teatro Stabile produciamo ben 16 spettacoli, e quindi una cifra importante, ma soprattutto il Teatro Veneto e il Teatro di Treviso sarà ambasciatore di Made in Italy del mondo, quindi attraverso le sue produzioni e attraverso anche gli artisti trevigiani, perché poi questa è una meravigliosa vetrina soprattutto per loro, e di eccellenze ne abbiamo tante, andremo in tutto il mondo a portare la nostra arte. Da ultimo, anche a livello turistico, aumenteranno, allora, il fatto di far parte di questa famiglia di eccellenza incrementerà anche i visitatori, quindi il nostro sindaco parlava un po' di numeri, si passerà da circa 19.000 a 30.000, quindi un indotto anche turistico di visitatori importanti per la nostra città. E ci sono già dei programmi per tenere veramente il teatro aperto a tutti, quindi per farne anche un centro di socialità vivo della città, quindi pensiamo già di aprirlo ai turisti e dare la possibilità di visitare quello che, rubo di nuovo le parole del presidente Beltotto che ci ha onorato, e l'ha detto lui, giuro, è il più bel teatro che loro hanno in gestione. Quindi mi raccomando, tutti sul sito a controllare il cartellone, seguite Sgaialand per tutte le novità, e grazie al pubblico, perché io ricordo sempre queste operazioni così eccezionali come questa sono fatte grazie alla sinergia delle istituzioni, quindi grazie ancora alla Regione Veneto, grazie al sindaco nostro che ha reso possibile questo miracolo, grazie al Teatro Stabile, ma soprattutto grazie ai cittadini e ai visitatori, perché la cultura vive grazie a voi.